Il nuovo ospedale che sa da fare, ma anche la pressante questione profughi. Ne ha parlato questa mattina il governatore del Veneto, Luca Zaia, come sentiamo nel servizio apertura di Morena Trolese. Disponibile e diplomatico come sempre, il governatore del Veneto Luca Zaia è comunque categorico sul nuovo ospedale da fare a Padova Est e non se ne parli di restaurare la struttura esistente. Con il sorriso gela così le intenzioni del neosindaco di Padova Sergio Giordani. Ecco perché. Noi confermiamo la nostra programmazione, il Policlinico Universitario. Il sindaco Giordani ha modo di vedere tutte le carte che peraltro sono online con un link dedicato all'ospedale di Padova. Si è discusso 7 anni, sono stati coinvolti i più grandi professionisti dell'università, della regione, del comune, hanno relazionato, hanno analizzato 9 aree, ma soprattutto hanno fatto un quadro sinottico che lì chiaro, me la ricordo ancora la tabellina, sui benefici e i guai nel fare un ospedale nuovo sul vecchio sedime. E vuol dire che se mai si riuscirà a fare lo si fa dopo decenni e soprattutto sarà vecchio quando sarà finito. In visita a Campo San Piero per il battesimo del nuovo CTO, Zaia insiste su un tema che sta a cuore a tutti i veneti, i profughi. Arrivi che continuano, il prefetto di Padova Renato Franceschelli che si appella ai comuni, la paura riaprano le caserme e intanto le rivolte negli hub della Bassa che esplodono, per non parlare dei clandestini accampati dietro la fiera. Non possiamo pensare che l'ospitalità di oggi sia solo in funzione non della soluzione del problema ma dell'arrivo del prossimo barcone. 200 e oltre migranti all'anno significa una vera e propria diffusione sul territorio, in molti casi anche di problemi reali che abbiamo, perché voglio ricordare che di questi signori e di queste signore, molti signori e pochissime signore, ci sono un sacco di storie ma non abbiamo nessuna identificazione, lo dimostrano le prefetture che ci mettono un anno per capire se sono profughi oppure no. L'estate si fa sempre più calda e gli animi pure. Sabato 8 luglio a Conetta, Fratelli d'Italia manifestano per la chiusura del centro accoglienza.